Salve a tutte e a tutti, io mi chiamo Claudia Di Sciacca e insegno filologia germanica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Formazione, Comunicazione e Società, o più brevemente DIL. Nell'ambito del progetto Health Frailty ho avuto il piacere di coordinare il Work Package 3, un work package che consta di 4 tasks e in questa serie di pillole video troverete un video dedicato al task 0, curato dal collega Davide Zoletto, e un video dedicato al task 1, curato dalla collega Cecilia Luise. Personalmente in questo video mi occuperò del task 3, un task che mi ha visto particolarmente coinvolta insieme a dei colleghi UNIUD e non solo. Il task 3 è dedicato alla narrazione e alla rappresentazione dell'aging e dell'ageism nelle letterature medievali inglese, tedesca e scandinava. Il concetto di active aging e la sua stessa denominazione sono stati introdotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dagli anni 90 e poi recepiti in ambito europeo dalla Commissione europea nel tentativo di stimolare una più attiva partecipazione sul piano sociale, economico, culturale della fascia anziana della popolazione. Questo task si muove appunto in questa scia, partendo dalla considerazione che ogni tentativo di approfondimento del tema dell'invecchiamento come questione medico-ospedaliera o come problema di impatto sociale non possa prescindere dalla rappresentazione, dalla narrazione che della vecchiaia e dell'invecchiamento diverse tradizioni letterarie di epoche diverse, di aree geografiche diverse hanno intessuto, unitamente ai temi della memoria, del tempo, della morte e del rapporto tra mente e corpo. La narrazione dell'aging può quindi contribuire a una migliore comprensione della condizione dell'anziano e della formazione degli stereotipi e dei cliché discriminatori sull'invecchiamento e la vecchiaia che vanno sotto il nome di ageism. E tale comprensione può a sua volta essere una risorsa nell'elaborazione di progettualità e di strategie di gestione sia a livello individuale sia a livello sociale dell'aging. L'opportunità, direi quasi l'urgenza di queste considerazioni è stata ribadita appena un anno fa con la pubblicazione del Global Report on Ageism, diramato dall'ONU proprio il 18 marzo del 2021, come documento fondante o uno dei documenti fondanti del decennio dell'invecchiamento sano che è stato dichiarato dall'ONU il decennio proprio in corso, quello 2021-2030. E in ambito europeo Horizon Europe, che è il programma di ricerca e innovazione europea per il periodo 2021-2027, ha anch'esso enfatizzato i temi dell'aging e dell'ageism anche nell'ambito delle scienze umane e sociali. Noi, in quanto filologi germanici, studiamo le tradizioni linguistiche e letterarie del Medioevo germanico e quindi su queste ci siamo focalizzate. Come altri aspetti del Medioevo, anche la sua demografia è stata spesso ingombrata da assunti che poi ad analisi più puntuali e attente si sono rivelati poco o per nulla veritieri. Per esempio, il Medioevo è stato considerato una sorta di età dell'oro per gli anziani, in cui, data la durata media della vita, a chi avesse raggiunto un'età appena avanzata veniva appunto riconosciuto una sorta di rarity value, come si legge nella letteratura di lingua inglese in merito, cioè un valore speciale legato proprio alla rarità della propria condizione. In realtà la questione è, come spesso accade, più complessa. Non è questa magari la sede per sviscerarla, però mi limiterò a far osservare che il dato forse più significativo della demografia medievale non è tanto la durata media della vita quanto piuttosto l'alta mortalità infantile, e infatti i testi medievali ci rinviano attestazioni anche numerose di persone, sia uomini che donne, che raggiunsero effettivamente un'età relativamente avanzata. Inoltre la condizione dell'anziano non è sempre rappresentata in modo concordemente positivo, in modo univoco, ma secondo un prisma complesso di declinazioni possibili. Per cominciare a discutere dell'aging e dell'ageism nell'ambito del Medioevo germanico abbiamo organizzato un workshop che si è tenuto il 18 novembre dello scorso anno sulla piattaforma Teams a causa delle note restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria,
E questo workshop si intitolava Aging and Ageism in the Medieval West, the English, Scandinavian and German Contexts, e ha visto la partecipazione di 3 relatori: Thijs Polk, un collega dell'Università di Leida nei Paesi Bassi, Andrea Meregalli, un collega dell'Università Statale di Milano, e Dario Capelli, un dottorando del dottorato in studi linguistici e letterari dell'Università di Udine. Thijs Polk è un anglista, quindi il suo intervento ha indagato l'interazione tra la realtà sociale e la concettualizzazione culturale dell'aging nell'Inghilterra pre-normanna, e lo ha fatto attraverso 3 casi di studio rappresentati da 3 figure diverse: Bonifacio, Beowulf e Berthnoth. Bonifacio è un personaggio storico realmente esistito, fu un formidabile e tenace missionario anglosassone attivo sul continente. Beowulf e Berthnoth sono invece 2 personaggi di finzione, protagonisti di 2 poemi epici. Ecco, con i dovuti distinguo, la parabola di queste 3 figure dimostra che nella società inglese alto medievale l'invecchiamento non era di per sé una condizione privilegiata o che rivestisse il soggetto di un particolare rispetto, di una particolare autorevolezza. D'altra parte però non era una condizione che relegasse a prioristicamente il soggetto ai margini della società, e anzi l'anziano poteva aspirare a svolgere un ruolo tutt'altro che secondario. Con Andrea Meregalli ci siamo invece spostati nella Scandinavia medievale, perché il collega è uno scandinavista, e il suo intervento ha riguardato un aspetto spesso sottaciuto del vasto corpus delle saghe islandesi, ovvero la condizione dell'anziano. E l'intervento in particolare ha riguardato una figura di primissimo piano, quella di Egil Skallagrimsson, che è un personaggio storico realmente esistito. Egil fu un poeta, ma è anche un personaggio di finzione, in quanto protagonista della saga eponima, la Egil Saga, che è una delle più amate e popolari saghe islandesi. Ecco, la produzione lirica di Egil da un lato e la saga dall'altra mostrano la varietà di attitudini possibili, non necessariamente positive, della società islandese dell'epoca nei confronti dell'anziano. Infine, l'intervento di Dario Capelli ci ha portato in una regione e in un'epoca più vicina a noi, perché il suo intervento ha riguardato il poeta Oswald von Wolkenstein, un altatesino, quindi un poeta di lingua tedesca, vissuto tra l'ultimo quarto del XIV secolo e la metà del XV. Oswald von Wolkenstein fu autore, tra le altre cose, di un certo numero di Alterslieder, letteralmente poesie della vecchiaia, in cui il poeta lamenta gli svantaggi fisici e sociali della condizione di anziano. Eppure questa autorappresentazione, tutt'altro che lusinghiera, a volte francamente patetica, si muove sul filo di topoi letterari, perché in realtà sappiamo che l'anziano Oswald fu tutt'altro che una figura marginale, anzi proprio in età avanzata raggiunse l'apice della sua carriera pubblica, rivestendo un ruolo di primissimo piano nel complesso scacchiere politico del Tirolo dell'epoca. Ed è interessante che Oswald, che si autocommisera e ha parole quasi patetiche nel descrivere se stesso, invece non riservi invettive e toni sferzanti quando parla di sue coetanee donne, quindi donne anziane, dando voce a un misto di ageism e sessismo. Quindi attraverso i metodi specifici della nostra disciplina, che sono quelli della critica testuale o ecdotica e della linguistica storica, la nostra proposta intende porre l'attenzione sull'opportunità di integrare nella definizione di ogni progettualità relativa al tema dell'invecchiamento e nell'elaborazione di strategie di gestione, sia sul piano individuale che sociale, dell'aging, i contributi alle intuizioni della rappresentazione letteraria. Noi ci occupiamo in primis di testi, quindi è questo l'oggetto precipuo della nostra indagine, però sarebbe interessante estendere questa analisi anche alla rappresentazione figurativa, nonché alla riflessione filosofica, quindi speriamo in ulteriori collaborazioni.
Intendiamo inoltre promuovere un approccio olistico alla condizione dell'anziano e al suo benessere psicofisico e promuovere la comprensione delle dinamiche individuali e sociali dell'aging e dell'ageism in una prospettiva intergenerazionale. Quindi grazie ai contributi delle discipline umanistiche, i due fenomeni interdipendenti dell'aging e dell'ageism possono essere colti nelle loro diverse declinazioni storiche e geografiche, nonché nelle loro specificazioni di genere, e possono consentire illuminanti raffronti tra la condizione individuale dell'anziano nel mondo contemporaneo e la sua percezione in epoche storiche diverse. Grazie per l'attenzione.